già mi sei scritto sull'articolo sardo, in su 1900 su e 44, su mese bianco. Qui fu convinto che sull'articolo sardo queria l'indipendenza. E stai se vedo un professore, non me lo su dei bitti, un professore di filosofia, Fernando, forse no, Fernando, beh, Isu si riunì a Florì, si indipendenza. E mi pare che tutti i scontrasti, le differenze, si possono non risolvere tutto su indipendentistas e non indipendentistas all'interno di questo movimento, ma questi certamente un discrimine, ma non è solo sul Partito Democratico in Castello in su 1792, 93, 94, 95 e 96 fu unito sacando si trattava non della Repubblica Sarda e dell'indipendenza della Sardegna, ma si trattava di rivendicare il posto di comando con i sardos. Una di varie idee spruso importanti domande dei studi che hanno fatto questo desistamento su percorsi per rivendicare i suoi empleos. Quando Giovanni Maria Angioi le cavate de Sassari e per un'idea diversa, che fu di questa Repubblica Sarda, sul Partito Democratico si è dividito. E i amici che ti hanno mandato prima a Sassari, secondo vostro conto, Giovanni Maria Angioi. E su 1900 su 44, in su mesi dell'Ampadas in Macumeri si loro rappresentare alleanza con il suo partito italiano nazione e il suo partito italiano nazione dobbiamo lavorare noi dobbiamo andare Antonello Bua ai stati separatistas con Ronca un vago Bartolomeo Sorgio s'avvocato manca di Vattata Branca Mocci su via d'agosto il movimento universitario di Castello o sul richiamo di un tabaco dei sardi su andare cosa guerra di liberazione non su Piazza beh in Piazza Iene succede che in qua cosa chi fu anche Stinti si compagnia bella i indipendenti i separatisti Branca lusso di Zerriata neanche di Solero il suo congresso del Macumeri io finì un compromesso su Partito Sardo manteneva la indipendenza sua intanto questo sul suo partito italiano nazione sì e vi fu un collegamento col partito italiano nazione non si fu fatto su assaggio di doveva questa maniera però totalmente su 1941 mi loro rimase questa questione in su congresso di restanza del su 1941 San Pari è lusso di Villamare Melis e cantante un cantante in italiano ma un cantante è dell'Italia intera non ce ne importa niente vogliamo la Sardegna libera, sovrana e indipendente
e noi che destinavamo assolutamente altro. È diventata branca, è diventata voci, è diventata diti e via dicendo. Ebbene, questa prima divisione è questa. Questa prima. E certo, due figli altro sono. Durante questo questa politica, questo bene questa Sardegna, ma da collegio dell'Ago, quando si narra, non è un simpatico sardo su chi si riconosce che la partita sua pulsata. Il nasce in Sardegna. Non è un simpatico sardo su chi è di su bene questa Sardegna. E chi è che il narca non è su bene questa Sardegna? Non è tutto un pari questo su un'altra loca a rivisitare il suo statuto. Quindi, un'altra dopo, ma non è fatto nessuna resa che non era questo. Sono importanti per uso delle prime cose. Questa cosa è grande, che i gruppi non duale che è l'indipendenza di questa Sardegna. Prima, che può essere all'interno di uno Stato federato, ma prima di tutto l'indipendenza di questa Sardegna. Quando sul movimento sardista perde questa connotazione, non esiste più, è finito. Se vuole descrivere sul partito sull'IDS, penso sia partito, non ha differenza, esatto, il partito il suo modo di gestione, di occupare il suo potere, si chiede, ma il suo modo di gestire il suo potere. Tem visioni diverse, ideologie diverse, però il suo contesto del suo Stato italiano, come testo, o va modificato, ma non indipendenza di un gruppo. Questo è stata questa divisione sul 1968 dei repubblicani. Beh, se non andavo, no, se voglio stare russo con Antonio Simon Mossa e qui da terra ancora, a Nino Ruio, a io, se deve essere proprio fisicamente, ma ricordo, pensavo quindi, quando andavamo in due salette del bar di Arno, si vedeva che sarebbe pensavo, magari di fare altre cose, magari di fui di questa questione, di questa agricoltura, di veniva Puglietto, chi a Pietro Medici non si c'è niente passato, di Pietro Romito, e sarà questa crisi, ma alla fine questa crisi, e Puglietto che più alla Sara. Non è così, fai un discorso di comandi gusto, non succede da dove lui una cosa, ma se è questa giunta, qui te, ma te, Sara sta facendo una partita. Deve obiettivamente fatto, se succede umano, non scrivi in questo modo. La conflittualità questo inconscio, eccetera, certo, due essere. Hai questo assungere su questa mancanza di chiarezza, disobiettivo su chi deve essere, meno tanto vario, confondi queste cose. Non nasce questa differenza, questa conflittualità, sprodegnas, spronobili, questo delusso, non due grei, anzi, quando vede in Sesilio, per esempio, sullo Stato federale di Sardegna, fu chiaro, poi arrivare in Sardegna, sono andati su tempo, sapevo, non è possibile arrivare. Sconfitta a San Costituenti di questo momento questo no, non lo ha nulla da fare di causa di entrare in due partiti per fare politica, se no politica nostra non li poteva fare, se ho pagato non poteva essere un po' questo quanta posizione politica come posizione politica certamente a parte questa questione di assessorare sull'agricoltura e assessorare che a Pietro Medici non si dia niente sul 1968, a parte questo, però c'è una divisione politica tra indipendentista e non indipendentista. Oggi non più manco questo, non più manco questo allora, non più. Tocca a si confrontare e a B si guarda questo intendi questo modo di
di valutare i discorsi uguali, questa cosa. Certo, poi è come te, in italiano c'è un confitato di pietra, e no, che è questo confitato di pietra? Nessuno lo sa. Certo, si funzionano. Ci sono rappresentanti nazionali, sì, vabbè. Chi frequenta, se non quindi un confronto, perché sennò una bella discussione, però rischiamo di fare accademia e basta, se non si arriva a questionare, non chi si deve questionare. Quindi sta un posto che questionava la regionalizzazione, non si usa la nazionalizzazione, ma pegando da questionare Gavros, Vettori, pegando un questionare Lulio, pegando un questionare Sailis, strano, se non si andava a vita. Esatto, Sailis, no, Sailis, quando viene discutendo ancora sul progetto del statuto della Sardegna, Sailis si fu in due posizioni, meta plus avanzata, de conto che dei Sailis. Posso restare di Sardegna. E ha fatto una proposta radicale, questo insegnamento proprio, mise scuola, ormai mise scuola, salimba e cultura della Sardegna. Chi ha rinunciato? Queste artisti in questo momento. Questa proposta che del Lusso di questionare in due riunioni, già alla Costituente, però tra i consultori, una proposta dei Sailis di dialogare Sardegna successiva, proprio lamentando e denunciando questo fatto. E certo, Sailis, Zozzo Cuncio, però non arriva a mai, sul momento di punti, poi fai tutto, non fai di nulla. Quando arriva Martello a Naica, entra Saton su Assauro, si depila, fa queste dichiarazioni unilaterali, questa giunta. Io applicavo questo impegno, a Martello, di fare queste dichiarazioni unilaterali dei sovranità della Sardegna. Entra Satonzo, tanto che Deo, sull'ultima di Atonzo, sul 21 del Natale, si impegna a Castello e ha incontrato Martello da conoscere a Deo, se no, oggi l'ultima di, lo vedevo. Quanto tempo senza non queria che desse di fatto senza partecipare. Il titolo di analisi, come te non mi vedo desatto, ma non è qua città, ma non è esatto. Questo corso che ha tirato, fu presidente del consiglio regionale, quando si discute di questa lingua sarda, e non lo queria fare, manca l'ordine del giorno. Ma lui queria fare, manca l'ordine del giorno, e poi non hanno votato, anzi, lui, e che hanno votato, no? Mario Flores, ma io ho sentito tatticismo, io tiro fuori di me. Allora, strada dei vari pari, strada dei vari pari, meta, però torna a andare, tocca a te obiettivi, graus, chi non c'è la possibilità di interpretare in un modo, di interpretare in altro, indipendenza. Uno volessi pure accettare l'indipendenza in un contesto federale, non subito questa eccezione, tanto come quando si governa un diritto così a divorziare. E bisogna adattare questa formula, creare obiettivi che non c'era da modo di sua contestazione o di applicare altre scattature. Ma il mio ruolo è un po' diverso dalle espressioni che sono avute finora. Io sono stato uno che ho spinto dentro la fondazione per fare questo dibattito che precedesse la presentazione pubblica del secondo volume di Salvatore Curetto, perché sono fortemente convinto che le persone che oggi lavorano dentro il sardismo mostrano tutta quanto la loro
buona volontà, una generosità, però c'è al fondo questo senso di mancamento, che così chiamava Bandino, una espressione rubata, diciamo, da quello che è la sua professionalità. Però è vero, guardate, cioè oggi noi ci muoviamo, ognuno nel suo settore, io mi muovo nel sindacato, trovo estremamente difficile non convincere gli altri che è necessario trovare unità al nostro interno, ma trovo estremamente difficile recuperare la gente a dei valori che noi riteniamo invece che siano valori primari, che siano, come dire, in testa alle preoccupazioni di quelli che noi sappiamo sono i sardi. Forse bisogna prendere atto che c'è stata una generazione che in quei valori ha creduto e ha combattuto, e che poi c'è, qui dobbiamo Marietta Salvatore che sta ricostruendo la storia, e che il valore di quello che sta facendo Salvatore e che sta facendo parlare per iscritto. Allora si scriveva, per fortuna, le cose rimanevano, no? Adesso ci affidiamo ai mezzi di comunicazione che sono più veloci, ma rischiamo che rimanga poco di quello che diciamo, e forse bisogna riprendere l'abitudine a scrivere. Ma è questo valore enorme, di cui dobbiamo rendere grazie, nel senso vero della parola, di ritornare a sentire i protagonisti di allora. Io sono rimasto estremamente colpito della modernità e dell'attualità delle cose che scrivevano nel 1949. Mbua, per esempio, rileggiamo che cosa pensava, di che cosa doveva essere lo strumento della regione in quanto tale, ma la definizione degli uffici, della burocrazia, l'indicazione che i funzionari dovevano essere prevalentemente sardi. E mica lo diceva così per amore, non so di che cosa, ma perché effettivamente, cioè, noi ci siamo lasciati governare, forgiare, fare una cultura da chi non era profondamente convinto dell'autonomia, io dico dell'autonomia, immaginiamo dell'indipendenza. L'abbiamo lasciata fare ad altri questa storia. Per quel che io conosco, il mio pezzo di storia a cui mi sforzo di contribuire, ma l'aver tenuto fuori il movimento dei lavoratori dalla capacità di convincersi che era necessario acquisire questo concetto di larga autonomia, di potestà nostra di fare in Sardegna. La non affermazione di queste cose, che poi invece in chi ha fondato, in chi è padre di questa parte del sardismo, che poi è la nostra storia comune, è non solo presente, ma è continuamente ribadita questa cosa. Poi trovo estremamente moderna, attuale Simon Mosse, Antonio Simon Mosse. Io credo che in qualche modo sia lo spartiacque, cioè nel 65 lui scrive delle cose che lette oggi sono sorprendenti. Io solo un pezzo adesso me lo sono segnato, perché quando dice chiamare questa autonomia politica, autogoverno, potere statuale, ristrutturazione dello Stato, significa dire perfettamente la stessa cosa. Tuttavia questa autonomia ci deve essere data proprio in virtù di quello Statuto delle Nazioni Unite che troppo spesso viene dimenticato a causa degli ancoraggi dei partiti nazionali alberi. Cioè reclama che ci sia un nostro intervento presso le Nazioni Unite perché ci sia il riconoscimento ufficiale di questa nostra appartenenza. Cioè, di questo la classe politica nostra, quelli che abbiamo portato lì a governarci, assolutamente fuori da ogni dimensione di questo tipo di cose. Per cui quando noi abbiamo ricordo alla fine della marcia promossa da Sardegna Nazione, ma che aveva un contenuto più largo, a cui anche noi come CSS abbiamo aderito,
Cioè, davanti al Presidente della Giunta le abbiamo ricordato che c'era l'impegno solenne davanti al Consiglio che si doveva proclamare con un atto autonomo, un atto proprio, perché questo poi manca come cosa. Ma io vi porto un esempio che è attuale. Sono stato 2 giorni a quel convegno sul credito, che doveva essere una conferenza sul credito che doveva essere di portata enorme, per certi versi almeno il tentativo di farla è importante come primo passo, ma nei 3 interventi che io ho cercato di decodificare, allora noi abbiamo 3 rappresentanti massime delle istituzioni in Sardegna, dove decodifichiamo come parlano, non parlano mai di indipendenza, parlano di autonomia, ma chi è l'interlocutore capisce federalismo, chi parla di federalismo poi capisce il regionalismo. Cioè la verità è che il punto di raccordo è il regionalismo, cioè ritradurre in formule di decentramento, ma non sia mai che non siamo d'accordo su questo, e si tenta di ricercare una strada comune in quella che invece è una strada già battuta ed è una strada perdente. Cioè la verità è che chi si muove su un terreno diverso deve ripartire anche col rischio di essere rincorso come dire, sei un separatista. Ma Antonio Simon Mossa chiarisce che cos'è il separatismo. Se separatismo vuol dire autodeterminazione, beh, io sono separatista, dice, però ritornare a un concetto che è moderno, che è l'affermazione nostra come popolo e nazione, e quindi alter Stato, cioè noi siamo uno Stato, questo lo dobbiamo riaffermare tutti come movimento, ed è questo il discrimine, perché poi indipendenza, separatismo, eccetera, in senso moderno è l'autodeterminazione che noi dobbiamo rivendicare come popolo dentro quelli che sono gli ambiti internazionali, e quindi di nuovo un richiamo all'ONU, ma dentro l'ambito europeo, dove poi ci allontaniamo, secondo me, ogni possibile equivoco. Cioè oggi essere modernamente indipendentisti significa ricercare dentro l'Europa e il mondo le alleanze autonome per poter noi rimanere nella nostra capacità statuale di esserlo. Allora, un'altra preoccupazione mia è che non è pensabile che noi studiamo un percorso che sia un percorso infinito, deve essere un percorso a tappe forzate, rispetto al quale però non ci deve mancare un elemento, che è quello della coscienza del nostro popolo. Guardate che l'aver rivendicato, e dentro il nostro movimento un punto comune è quello di riportare la lingua e la cultura sarda dentro la scuola, non è un elemento secondario, è un elemento essenziale per capire che dobbiamo ricostruire la coscienza di questo. Perché poi ce lo dobbiamo dire, la verità è che noi siamo una minoranza, per quanto una minoranza importante, noi siamo una minoranza finché non ricostruiamo dentro una generazione che ha subito secondo me 2 processi incredibili, che è quello di una industrializzazione su cui molta parte di responsabilità anche il Partito Sardo, nel momento in cui, guardate che già nel 65 ci sono diciamo all'interno del Partito Sardo della gente che dice stop, attenti, guardate che questo tipo di industrializzazione in qualche modo ci porta comunque ad aver distratto con tutto quanto il nostro sistema produttivo e l'averlo come dire indirizzato in un unico canale. E adesso diciamo tutti quanti fanno il mea culpa. Io ho sentito, cosa voglio dire, anche con composto, dico, ne sono contento che anche la CGIL dica che sono il mea culpa, ma nessuno dice che però sono passati tanti anni che hanno provocato, non solo in termini sociologici, ma in termini veramente di trasformazione di coscienza, di capacità reattiva. E nessuno chiede l'arresto di
E quindi c'è un recuperare, diciamo, da parte nostra, questo è il lavoro che dobbiamo fare, di restituzione al nostro popolo di elementi, di essenziali di quello che sono poi la costruzione, non solo in termini di coscienza ma anche di capacità. Per esempio in questi nostri padri, perché questa è la nostra storia, io dico la storia mia, la storia di chi è ancora nel partito sardo, la storia di chi è in Sardegna Nazione, la storia di chi è nel movimento di Oreste, cioè quello che è l'affermazione che non sei sardo se non ti autogoverni, se non sei capace prima di tutto di capire che non ti viene dall'esterno la tua liberazione. Questo però non è una coscienza diffusa, perché ancora oggi c'è l'insistenza comunque di aspettare l'evento esterno che ti libera, e noi ci scandalizziamo della rudezza dei termini con cui oggi il dibattito si impone a livello nazionale sul federalismo. Abbiamo voglia noi di essere puri e di scandalizzarci o di pensare che quel Bossi è un infuriato. Di fatto si sta affermando dentro e sta costringendo le forze politiche a cimentarsi con lui. In Sardegna noi non siamo capaci di fare altrettanto, di creare il caso, di creare il fatto. Allora qualcuno ci ricordava in un dibattito che abbiamo fatto internamente, guardate che per essere a livello internazionale bisogna creare il fatto. Se non c'è un fatto non esisti, ma non esisti da un punto di vista di popolo. Ecco, questo non vuol dire incitarci a fare un qualcosa di grandioso o di comune, ma significa che se tu non arrivi come dire, a mettere in atto un atto di autodeterminazione, non è possibile che poi qualcuno pensi che in Sardegna si vuole fare sul serio veramente il passo per l'indipendenza. Ora io non sta a me indicare quale deve essere la forma, ma certamente ci sono due elementi, e termino qui, quello di cui abbiamo iniziato a parlare dentro la casa comune, che è quello comunque che si devono scegliere degli obiettivi minimali intorno al quale ci sta la gente, e dobbiamo pensare di uscire da una mentalità di essere pochi e di essere perfetti, cioè perché mondo e mondo ci deve essere sempre un'avanguardia che ha chiare le idee, ma che poi la sua capacità è misurarsi con la gente, avere questa capacità. Riprendo da Antonio Mossa, dice: ma la crisi del partito qual è? La incapacità di parlare tra centro e periferia, di ritornare in mezzo alla gente e discutere con la gente. Altrimenti poi questo è altro da te, finisce che veramente tu pensi che sia un soggetto vicino a te, invece è lontano da te, non ti capisce più. C'è anche il modo di parlare, di comunicare, il linguaggio, che è qualcosa che lo estranea, che lo allontana, mentre dovrebbe essere uno che ti sostiene, che comunque porta avanti la tua idea, ti dà le gambe per poter camminare. Quindi anch'io penso che in Sardegna non possa oggi come oggi immediatamente esserci un soggetto unico che sarebbe una forzatura, ma certamente dobbiamo creare un ambito dove tutti i soggetti che hanno la discrimine dell'indipendenza, vista in quella visione che io ho sempre moderna, che è quello dentro l'Europa, quello di essere stato dentro l'Europa, cioè noi dobbiamo però presentarci anche all'esterno. Noi siamo lo Stato sardo, noi vogliamo che dentro la regione i funzionari siano sardi, ma perché la mentalità, la scelta sono diverse, c'è niente da fare. Insomma, io sono dentro un'azienda che era pubblica e adesso tende di essere privatizzata. I dirigenti quando vanno si scelgono i collaboratori, siccome sono dirigenti siciliani si scelgono i collaboratori siciliani, chiamate come volete. Noi abbiamo avuto la puzza nel naso quando siamo andati alla regione, abbiamo lasciato i funzionari seduti di pietra, col culo di pietra dove erano, pensando che quelli facevano la tua politica. Un cavolo, hanno fatto il contrario di quello che volevi tu, hanno cresciuto una burocrazia che è contro l'indipendenza, che è contro la statualità, che è contro ogni possibile e diversa ipotesi.
però ci siamo stati, diciamo, alla regione a comandare. Forse pensavamo che era un atteggiamento più democratico, un atteggiamento più aperturista, invece ci veniva il messaggio dei padri: state attenti che se non ti governi tu, stai attento che se non ti porti tu la tua cultura, il tuo modo di pensare, il tuo modo di agire, gli altri faranno gli sconti, ma comunque non saranno mai quelli che ti portano avanti il progetto. E anche se può scandalizzare, però alla fine noi dobbiamo anche accettare qualche possibile rischio di essere accusati in qualche modo di una chiusura, ma in questo momento siamo sicuri che sono cambiati anche i termini scientifici, i termini di rapportarsi. Qui in Fondazione abbiamo fatto un sacco di approfondimenti che cos'è il locale globale. Guardate che oggi il ritornare ai valori propri, alle risorse proprie, alla capacità di identità nel senso però positivo, al fatto di essere sicuri del protagonismo che dobbiamo avere per il nostro futuro, non è più elemento di separatezza o elemento di chiusura, ma in un certo modo diventa una preziosità da salvaguardare, perché ti rende capace di confrontarti. Se tu non hai una ricchezza non puoi confrontarti con nessuno vuole guardarsi allo specchio e vedere la propria immagine, perché non ha senso. Noi sardi dobbiamo ritornare a questo tipo di cose. E finisco. Guardate che noi stiamo ritornando alla vigilia di un grande movimento indotto, va bene? Indotto, ne ho i segnali, sono venuti dai congressi, rimbalzano in questi giorni sui giornali. C'è una voglia di ritornare in piazza, di costruire un grande movimento per un'altra rinascita drogata, per un altro ricambio politico drogato, va bene? Perché gli sta stretto questo e sta stretta a tutti, ma sappiamo anche capire che cosa c'è il dopo. Il dopo è peggio, il dopo è peggio, cioè c'è gente che vuole ricostruire quello che ha fatto negli anni dell'industrializzazione, l'unità e il consociativismo in Sardegna. In Sardegna siamo stati i primi a sperimentare il consociativismo, e il consociativismo in Sardegna è passato prioritariamente tramite le forze politiche italiane e le organizzazioni sindacali italiane. Questo è nella storia. Se oggi si vuole cambiare, dobbiamo stare attenti a essere dentro questo mutamento, ma a capirne anche i segni fin da adesso, perché diversamente secondo me rischiamo di ricostruire e di riscrivere una pagina di storia che è già presente e l'abbiamo già vissuta, magari trasformando quello che era la nostra dipendenza dalla cultura della produzione esterna a una nostra dipendenza nel modo di produrre che ci verrà largamente, insomma, insegnato da chi ha fatto esperienze altrove, ma che sono sempre esperienze esterne. Cioè, io vedo ai margini della Sardegna, ma non ai margini, le cooperative dell'Emilia Romagna che stanno arrivando in massa per insegnarci come fare cooperativa, come fare i nuovi appalti e gli inventari, e farli guarda caso in un settore che ci mortifica ancora di più, cioè l'ambiente. Noi avremo nell'ambiente il maggior flusso finanziario per ripulire quello che è stato il disastro di una industrializzazione sbagliata in Sardegna, e lo avremo non ripulito da lavoro sardo, ma dal lavoro che ci viene dall'esterno, ancora una volta, cioè con la stessa logica, cioè che l'investimento non produce ricchezza qui, ma produce ricchezza altrove.
Io l'ho voluto dire queste cose, ma volevo dire, l'ho letto anch'io, no, come si dice voi scientificamente, in modo trasversale questo libro così in diagonale, cercando di cogliere bisogna ritornarci, però questo è l'elemento che io trovo, è di una ricchezza enorme e soprattutto sorprendente come le cose che hanno detto questi nostri padri che hanno lavorato sull'idea del sardismo e di un'attualità enorme, insomma. Cioè, secondo me basterebbe che si ritornasse ad alcuni documenti di allora per poter non solo misurare il fallimento, ma misurare anche la grandezza dei nostri uomini politici rispetto a questo.